A Messina, nel giro di un anno, il prezzo di un pacco di pasta da 1 chilo è aumentato mediamente del 13,8%, a Palermo del 19%, a Siracusa è schizzato in su di quasi il 24%. Nel capoluogo di regione, la punta più alta, con alcuni marchi che lo scorso marzo hanno raggiunto 2,48 euro al chilo. Ma nella seconda regione italiana, dopo la Puglia, per produzione di grano duro, non sono gli agricoltori a guadagnare da questi rincari che sono continuati anche mentre il tasso di inflazione si raffreddava. Anzi, negli stessi mesi nei quali spaghetti e maccheroni diventavano merce preziosa, il prezzo pagato dai pastifici italiani ai cereagricoltori siciliani crollava dai 54 centesimi al chilo di giugno 2022 ai 30 centesimi della scorsa settimana. Un paradosso denunciato da Coldiretti che, dati alla mano, ha segnalato come nell'ultimo anno ad un aumento del 18% del prezzo della pasta abbia corrisposto una diminuzione di quello del grano del 30%. Due parole spiegano questa beffa ai consumatori: speculazione ed extra profitti. Le aziende aumentano i prezzi al soffiare dell'inflazione, ma poi non li riducono al diminuire dei costi e i ricavi crescono a dismisura. La pasta, sottolinea Coldiretti, è ottenuta direttamente dalla lavorazione del grano con l'aggiunta della sola acqua. In Italia siamo di fronte a manovre speculative. I numeri dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy parlano chiaro. 3 le province siciliane monitorate mensilmente, con Messina, che pur registrando l'aumento più contenuto presenta il prezzo medio più alto, passato in un anno da 1,37 a 1,56 euro al chilo. A Palermo un chilo di pasta a marzo del 2022 costava in media 1,26 euro, a marzo di quest'anno il balzo a 1,50 euro con la punta massima di 2,48 euro. Siracusa è la provincia dove il prezzo minimo era più contenuto, un anno fa si poteva trovare un pacco di pasta anche a 88 centesimi, ma adesso la stessa confezione si paga 1,13 euro. Il prezzo medio è passato da 1,21 euro a 1,50 euro, vale a dire il 23,9% in più. Secondo le associazioni dei consumatori, il caro spaghetti supera di molto il trend di aumento del costo della vita e si traduce in sostanziosi extra profitti per i big della pasta italiana. Se il Codacons ha annunciato un esposto antitrust, Assoutenti e Unione Consumatori parlano di aumenti dal 18 al 35%, molto più alti del più 7,6% del tasso di inflazione e di una chiara distorsione del mercato. Non è un caso che la stessa Banca Centrale Europea abbia di recente lanciato un allarme sull'aumento dei profitti delle imprese europee che terrebbero alta l'inflazione. Questo mentre i produttori siciliani di grano duro sono a rischio fallimento. L'anno scorso siamo partiti da 45 centesimi al chilo, racconta Ignazio Gibino, presidente di Coldiretti Agrigento, e a giugno siamo arrivati a 54 centesimi. Poi il prezzo è iniziato a scendere fino agli attuali 30 centesimi.